Allora, secondo me bisogna innanzitutto ridurre i passaggi almeno di 2/3 e limitarli in questa fascia oraria che va dalle 15:59 alle 19:59, perché gli impianti sono aperti in questa fascia oraria. Bisogna fare pubblicità. Questo servizio bisogna, dall'incontro che è stato fatto recentemente, cosa è emerso? Che pubblicità non è stata fatta, cosa che a mio parere si poteva utilizzare, non so, tipo Radio Conegliano, pannelli elettronici che assolutamente non vengono utilizzati, e sarebbe stato importante anche informare gli stessi addetti ai lavori, perché dovete sapere che in occasione dell'incontro che si è tenuto qualche giorno fa, lo stesso presidente del REBI Conegliano ha cercato di raccogliere delle informazioni tramite gli uffici della MOM, e perfino allo sportello della biglietteria della MOM nessuno sapeva niente dell'attivazione di questo servizio, e per inciso ci ha anche raccontato il fatto che suo figlio aveva preso in un'occasione l'autobus, ma l'autista, invece di fare il percorso nuovo, si è rifatto il percorso vecchio attraversando via Monticano, e per assurdo il figlio è tornato a casa e ha saltato quindi l'allenamento. Quindi l'informazione prima di tutto. Importante secondo me anche una maggiore sinergia tra il comune e le società sportive. Non basta attivare un servizio e lasciare alle società di trovare la gente che utilizzi l'autobus, perché è giusto che anche altre zone di Conegliano come Parè, Via Lourdes, se uno vuole mandare il figlio deve essere anche informato che esiste l'autobus, e non basta informare solamente gli iscritti. Secondo me potrebbe essere fatta ad esempio una convenzione ad esempio tra comune e MOM con le associazioni sportive. Il biglietto costa 1,30 €, portarlo ad 1 € e provare in questo modo a vedere se si riesce a sensibilizzare la gente, che sappiamo che è molto restia nell'utilizzo dei mezzi pubblici, ma questo è un dato di fatto. Un'altra cosa, aggiornare le tabelle degli orari, perché quelle sparse per tutta la città. Gran parte delle tabelle riportano ancora dati vecchi, ad esempio riportano ancora dalle linee 1, 2, 3, perché la linea 43 è l'ex linea numero 3, e per assurdo, se non si dà un'informazione corretta, come si può pretendere che la gente utilizzi l'autobus? E qui vengo a chiudere, notizia proprio freschissima: pare che la Zoppass Arena finalmente verrà affidata in gestione a un soggetto privato, ecco, dal 1° febbraio. La Zoppass Arena quindi, se dovesse andare come pare, che il 31 gennaio la linea verrà chiusa, la Zoppass Arena con il nuovo gestore si troverà senza autobus.